Matera e San Benedettese 13 anni dopo, allora nell'ultimo campionato di B delle due formazioni. Oggi, dopo alterne fortune, in una serie che meglio le appaga, ha vinto la San Benedettese in occasione del gol del vantaggio grazie ad una clamorosa svista arbitrale al tirar delle somme dopo 90 minuti di gioco per un pesante credito del Matera nei confronti della Fortuna. Subito il gol dei marchigiani. Manari con una mano corregge la traiettoria del pallone e lancia Di Giannatale. Il suo scatto è bruciante, poi fulmina Bruno in uscita con un angolato rasoterra. Materani increduli, in svantaggio dopo aver tenuto in mano il gioco fino ad allora, sfiorando il gol con Bartolelli dopo appena 2 minuti e poi con De Rosa al 21esimo. Grande giocata del biancazzurro e pallone che si stampa sul palo. Gli ospiti dal canto loro si erano fatti subito vedere con Damiani. L'uomo gol dei rossi, bloccato dal portiere Bruno nel contrasto, si infortuna e la Samb si ritrova con un potenziale ancora più ridotto. Senza i 3 squalificati Viso, Grillo e De Patre e ora anche con il suo goleador appiedato. Partita in salita? Sembra proprio di sì. Invece arriva la svista arbitrale con relativo regalo agli ospiti e il percorso si fa a rischio per i biancazzurri di casa. Matera che accusa il colpo ma non si disunisce. Al 37esimo Bressi si libera bene in area ma la conclusione è fuori di poco. Ripresa, arriva il minuto numero 13 e la Samb è nuovamente graziata 2 volte in un paio di secondi. Sulla traversa la punizione di De Rosa, oltre la traversa la frettolosa ginocchiata di Tatti. Intanto la Samb legittima il suo vantaggio al 38esimo con Esposito bloccato da Bruno, che subito dopo si ripete su Manari, ma nulla può fare il portiere materano al 90esimo su una conclusione di Esposito. Matera che non ce l'ha fatta, il suo ritmo è stato quello giusto, le combinazioni non sono apparse di modesto livello, hanno giocato bene i biancazzurri, ma nonostante gli sforzi il gol del pareggio non è arrivato e per tutta risposta la beffa è stata ancora più pesante con la seconda marcatura dei marchigiani al 90esimo. Samb prima vittoria esterna, Matera prima sconfitta interna, ma questa volta il giudizio del campo pende troppo dalla parte degli ospiti.